confine passava anche attraverso l'acqua nella laguna e per questo nella barca avevano due bandiere, la bandiera italiana e la bandiera austro-ungarica. Così se per caso li trovavano a pescare nella laguna di Grado, potevano dire che andavano ad inseguire e pescare i pesci italiani che erano scappati in Austria per l'accoppiamento. E così se trovavano pescatori di Grado che andavano a pescare nella zona italiana, nella laguna di Marano, dicevano che stavano inseguendo i loro pesci tedeschi che erano andati di là. Pareva di sentire una brutta aria, un'aria nervosa, inquieta. Non c'erano solo le barche dei pescatori che passavano, ma arrivavano pulci e anche navi di linea pieni di fuggiaschi che venivano dalla zona austro-ungarica e scappavano in Italia per non essere mandati in guerra dall'Austria in Galizia e in Russia, perché era scoppiata in quell'agosto del 14. Si stava nel fango, in mezzo al sangue, ai morti, agli escrementi. E l'odore mescolava tutto, ma almeno non si sentiva la fame. E chi aspettava in infermeria, come quel soldato che si era riparato dietro un sasso dal fuoco nemico e aveva la gamba maciullata e la mano ferita ed era riuscito a rotolare dentro la trincea, dentro la barella che portava i feriti. Insomma, una scuola di medicina totale, che chi ha fatto qui l'Università Castrense di Medicina a San Giorgio di Nogaro aveva imparato proprio a fare il medico bene. E sarà per questo che dicevano malignità, perché erano più bravi. Dicevano che avevano imparato in fretta, in poco tempo. E beh, c'era poco tempo. Dicevano che gli esami li avevano fatti senza studiare, che avevano il 18 di guerra. Invece era giusto così, perché la gente non vedeva solo malati, feriti o matti, vedeva anche giovani, studenti che avevano voglia di scherzare, avevano voglia di vivere, di morosare e facevano sognare le ragazze e anche loro avevano delle fantasie e così per un momento potevano dimenticarsi della guerra e della morte che li avrebbe aspettati 150 di loro sul Carso. Qui, sulle rive del Natisone, una volta vivevano le Clivapete, che erano donne libere, selvatiche, benevole e curiose, anche se dopo le descriveranno come streghe. E insieme a loro vivevano i primi abitanti, i paleolitici e dopo i neolitici, che i romani chiamarono Galli Carnicorum, che poi nel corso dei secoli si imparentarono con i Galli Slavanorum, tanto da fondare un popolo nuovo di sana pianta, gli Slavi del Natisone, e si erano abituati poi nei secoli ai padroni sempre diversi che passavano di qua. L'importante era che gli lasciassero i loro pascoli, le loro usanze, la loro lingua, la loro giustizia, che fossero veneziani, francesi, austriaci o italiani. L'importante era che li lasciassero in pace. Ponte c'è un cimitero di noi soldati, da punta a punta a punta, da punta a punta a punta. Va bene, abbiamo vinto. Sì, abbiamo vinto la prima guerra mondiale, allora? E che ci voleva, per forza?
forza che abbiamo vinto, toccava! Abbiamo vinto, sì! Va bene, dopo tanti sacrifici, è bene, abbiamo vinto, e allora? E allora? Il piave mormorò, non passa lo straniero. Nel 1914, mentre la guerra era già iniziata da alcuni mesi in Austria, nelle valli del Natisone c'era una frenesia inquieta. Mentre le crivapete si rifugiavano dentro le grotte, un movimento di gente passava di qua dall'Austria. Stavano sui monti intorno alla piana di Caporetto e di Tolmino, dal Monte Collovrat al Mürzli al Monte Nero. Da una parte gli italiani erano comandati da Cappello e da quell'altra gli austriaci dai tedeschi Bellow e Rommel. E mentre gli italiani sono nell'impasse, Rommel organizza la guerra lampo, manda nella piana i soldati goccia a goccia con le mitragliatrici portatili che aggirano le montagne e salgono sulla cima e costringono gli italiani alla resa e così dilagano nella piana di Tolmino e poi quella di Caporetto. Tanta premura di vincere, vado, prendo Trieste e torno. E non avevano fatto i conti con il Carso, con l'Isonzo, il Monte Nero, il Gas, il Mürzli. Il Mürzli era la montagna peggiore del San Michele, perché la linea di fuoco era in alto e per attaccare bisognava salire, facendosi falcidiare dalle mitragliatrici austriache. Era la posizione maledetta, orrenda, tanto da gettare nello sconforto il capitano della brigata Salerno. No, sul Mürzli non ci voglio andare, non voglio morire senza scopo, senza ottenere nulla. Sono 6 mesi che battiamo questo chiodo di ferro e di morte. La cima non si prende. Se avessero ascoltato le donne, e se le donne avessero potuto governare al posto degli uomini, tutto questo sarebbe successo? Se gli uomini non avessero condannato le libere crivapete e gli Aganis come streghe, la storia che fin qui vi ho raccontato non sarebbe stata del tutto diversa? Europa! La chiameremo così questa nostra nuova rivista. Che te ne pare? Elodie, quanto tempo! Scipio, Europa cosa? La nostra nuova rivista. La chiameremo così. Ti piace? Sì, è un bel nome. Vi presento Gianni Stuparic. Finalmente la conosco, signorina Elodie. E finalmente di persona, non più per lettera. Prego. Abitavamo nel corso e io stavo sempre alla finestra. Ho visto tutto. Le dimostrazioni, la folla caricata, le tegole lanciate dai tetti e i soldati che avanzano e sparano, i morti e i feriti. Io parteggiavo per la folla, per quelli che urlavano e scappavano da una parte per rientrare da quell'altra. E mia madre mi urlava, non star alla finestra! Ma io avrei voluto essere addirittura giù in strada. E come fremevo quando sentivo che il mio cuore veniva calpestato dal battito dei soldati. Pochi giorni dopo, il trionfo. Per quelle stesse strade si riversava con l'impeto di un torrente il popolo inneggiante alla libertà. E dopo la sera, la fiaccolata. E sotto le torce, quelle prime file di donne, con la blusa rossa e il canto. Avevo i brividi dell'esaltazione. Eppure c'è aria di guerra. Ma quando si agitano i pacifisti, vuol dire che bisogna preoccuparsi. Ma non sarebbe meglio un cambiamento radicale? Un certo Nobel si è inventato un premio e lo ha assegnato per la pace ad una donna, Bertha von Suttner, che per anni si è proclamata apertamente contro la guerra. Sostenere che armi sempre più micidiali proteggerebbero i nostri figli dalla morte è uno schiaffo all'intelligenza umana. Essere armati fa sentire di essere protetti e pronti contro qualsiasi eventualità, ma si dimentica che l'eventualità sta proprio nell'armamento. Buongiorno. Buongiorno. Ho un dilemma. Ditemi che cosa ne pensate. Domani portano qui gli arciduchi morti. Ho pregato mamma di lasciare la finestra mia senza il drappo nero, ma non sono affatto in chiaro con me. Qual è la nostra posizione di fronte ai triestini d'oggi? Seguitare a prepararsi in disparte? Lavorare ognuno per conto proprio?
Qui non si tratta di dilemmi interni, ma di bianco o nero, onestà o opportunismo. Come posso io domani mettere fuori dalla finestra un cencio nero? Tutti si stanno armando. Anche Francesco Ferdinando aveva rafforzato l'esercito e la marina. Tutti si armano, tutti. Non si stancano mai di sostenere questa bugia. Si vis pacem, se vuoi la pace, prepara la guerra. Se vuoi bianco, prepara nero. Se vuoi stare a casa, prepara la carrozza. Se vuoi fare amicizia con il vicino, digrigna i denti. Questa affermazione, se vuoi la pace, prepara la guerra, è sempre riproposta quando ci sono richieste di aumenti di spese militari o nuovi armamenti. Sentite, ci sono tanti modi per fuggire. Ascoltate questa storia che ho sentito dire, è avvenuta vicino a Cormons, vicino al confine. 2 signori, molto ben vestiti, con ori e pietre preziosi, vanno da un sensale di fondi e vogliono acquistare un terreno. Allora gliene mostrano parecchi, ma questi sono sempre insoddisfatti. Vogliono un terreno con dell'acqua, o meglio, un terreno vicino al quale passi un fiume. Ah, benissimo. Eccolo qui, l'unico fiume che c'è vicino al confine è lo Iudrio, che è appunto il confine. Allora tenete quest'altro, questo è guardabile. Ah, è guardabile? Le sponde sono basse e il fiume è guardabile. Sì, qui il fiume è guardabile. Ah, è guardabile. Sì, è guardabile, è guardabile, è guardabile! Dio! E i 2 se lo guardano. A noi servirebbe una carta. Il menù? No, una carta come quella che mi ha portato prima. Ho capito. Ah, ha capito? Comandi? No. Allora, vede, i miei amici viaggiano molto. Sì, noi viaggiamo molto. Sa, Viaggiamo molto. c'è la guerra e loro viaggiano e non è più così facile viaggiare, soprattutto verso Occidente. E allora, ecco, servirebbe... Credo di aver capito. Servono delle fotografie. E poi quanto tempo ci... Poco. Meglio mettere altri cognomi, però. Perché mai? Non partirete per la Galizia, voi altri, no? No. Per l'Austria. Voi siete dei disertori. L'Italia ha dichiarato guerra all'Austria. Hanno preso le seggiole e i tavolini e hanno spaccato il balcone, gli specchi e il pannello con Piazza San Marco dietro il balcone. Ieri siete partiti. Che pioggia e che addio. Avevate la rosa rossa sul cappello e io vi guardavo l'uno dopo l'altro e il mio sguardo non sapeva scegliere, non sapeva su chi arrestarsi. Ora chissà dove siete. Io mi dico, sono partiti per il fronte e non mi par vero. Ma sono molto calma. Quanto bene mi avete fatto e lasciato. Scipio, là, in mezzo al carrozzone, che ride con tutti i suoi denti. E Gianni, tu eri nascosto dai granatieri più alti di te.